Ciao a tutti, questo è il terzo video del viaggio a New York e questo video lo vorrei dedicare al mio paese, che è Niscemi, e vorrei rivolgermi a tutti i niscemesi. Sappiate che in questo momento c'è un vostro compaesano che sta andando a presentare il progetto paesano in un locale a Broadway, dove incontrerò un italo-americano che vuole capirci meglio. Presenterò sia il progetto sia i due prodotti che vengono fatti interamente con materie prime niscemesi. Devo dire che mi sento una grande responsabilità addosso perché sono il primo della storia di Niscemi che ha creato un prodotto commerciale con i prodotti locali su base alcolica, dopo aver fatto determinati studi di marketing e molte ricerche di mercato che mi hanno portato dove sono adesso. Questo per dire, non per puntare a chissà quali discorsi, ma mi vorrei rifare alle parole di Dario Galesi, un mio carissimo amico che è emigrato in Germania, dava delle opinioni sul perché lui abbia fatto questa scelta, che non sono minimamente opinabili secondo me, ma fanno pensare sicuramente, perché non è un posto, inteso Niscemi, che dà sicuramente qualche creatività o qualche intraprendenza particolare. Se c'è un intraprendente, c'è un curioso, si tende a smorzare quella vena creativa, quella vena positiva, e per rimanere nello stallo. A proposito, questo è l'Empire State Building. E quindi vi stavo dicendo che oltre ad avere questa emozione nel presentare tutto quanto, vorrei farvi pensare che io non sto soltanto andando a proporre un progetto o a vendere un prodotto, non so nemmeno se poi alla fine ci riuscirò o se avrò riscontro nelle mie azioni. Può darsi che ci sto mettendo la faccia e alla fine fallirò miseramente, però è il coraggio, la speranza che sono contagiosi e che vorrei trasmettere ai giovani come me, che pensano che di speranza ce n'è poca. Non è vero, ce n'è tantissima, e la vostra responsabilità è quella di creare delle situazioni positive, di trasmettere positività al mondo e alle persone che vi circondano, anche se ricambiano spesso con delle azioni poco positive, ma voi non preoccupatevi, andate avanti per la vostra strada, perché se siete convinti di quello che fate, lo fate per una buona causa. Il vero peccato sarebbe arrendervi e fermarvi. Quello che faccio non è semplicemente vendere un prodotto, valorizzarlo, ma è quello di creare tutta un'esternalità produttiva e di sviluppo, sia per il territorio che soprattutto per le persone, perché sapete tutti che quello che bisogna cambiare da noi non è il territorio, ma è la mentalità. Secondo me noi abbiamo delle cose che tutto il mondo si sogna, e non è un grattacielo che puoi costruire o puoi buttare a terra, è la cultura, quella buona, quella positiva, quella unica, quella autentica, ed è su quella che si basa il progetto paesano. E dalla Grande Mela vi mando un saluto, è una bellissima giornata di sole, è davvero una gran bella città e sono onorato di essere qui, quindi vi mando un saluto e un abbraccio a tutti. Salutammo paesani, ciao!